24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Sono circa 200 le imbarcazioni che nella giornata di ieri sono uscite in mare dai porti pescherecci del Veneto per riprendere l'attività di pesca dopo il fermo biologico di 2 mesi finalizzato al recupero della produttività delle risorse ittiche. La pesca nel Veneto e in generale nell'Alto Adriatico ha una storia tra le più antiche e caratteristiche specifiche, ha ribadito l'assessore regionale Franco Manzato, in relazione all'assoluta peculiarità ambientale di questo braccio di mare, poco profondo e ricchissimo in rapporto alla massa d'acqua, ma con un pescato che ha caratteristiche stagionali e dimensionali diverse da quelle di altri distretti ittici marini. Entro fine mese avremo un incontro al Ministero, dove confermeremo la richiesta di regole diverse, con una fine del fermopesca a date anticipate rispetto a quelle attuali per fruire delle particolarità del nostro mare. Nuovi colpi di scena sull'arrivo di Giuseppe Salvatore Riina a Padova. Pare che Salvuccio, 34 anni, figlio minore del capomafia Totò, progettasse un attentato nei confronti dell'ex ministro della giustizia Angelino Alfano, attuale segretario del PDL, e lo avrebbe fatto mentre era detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova. Lo ha rivelato il collaboratore di giustizia Luigi Rizza agli inquirenti di Catania. Il pentito avrebbe riferito dell'esistenza di un messaggio per uccidere Alfano a causa dell'inasprimento del 41 bis che gli sarebbe stato consegnato in carcere a Padova nel 2009 dal figlio di Rina e da un altro mafioso, Umberto Bellocco. Nel frattempo Rina Junior, uscito dal carcere di Vogara sabato sera dopo aver scontato una pena di 8 anni e 10 mesi per associazione di stampo mafioso, ha mancato la tanto attesa meta padovana e ha fatto ritorno nella sua Corleone. A mettere fine ai suoi progetti nella città del Santo gli agenti della DIA, che gli hanno notificato una misura di prevenzione che dovrà essere scontata proprio a Corleone. Così la Lega Padana esulta dopo il polverone alzato per evitare il suo arrivo al nord. Tornano a sperare le 230 imprese veneziane che rischiano il tracollo se l'INPS non recupererà i 70 milioni di euro di sgravi fiscali concessi al governo negli anni 90 e successivamente ritenuti dall'Europa un aiuto illecito. Ieri i giudici del lavoro veneziani hanno pubblicato le prime ordinanze che bloccano la richiesta dell'INPS di far tornare esecutive le proprie cartelle esattoriali. La motivazione di questi provvedimenti fa ben sperare per le sentenze definitive che dovrebbero essere pronunciate entro il mese di dicembre. Secondo il parere dei giudici, infine, lo Stato deve valutare attentamente caso per caso. Mal di gola, raffreddore e persino i pidocchi. Il cambio di stagione porta con sé i malanni dovuti al cambio climatico, all'umidità e soprattutto alla differenza di temperatura. Per ora però non c'è alcun allarme. I dati registrati dai farmacisti indicano un normale inizio d'autunno. No, per quel che mi riguarda, grazie a Dio no, perché è dal 62 che non prendo più un'influenza. Il mio segreto è mangiare tanta frutta, fare vita sana, sportiva. E questo qui è avere anche, e non pensare mai di ammalarsi. No, fortunatamente non li ho presi, però è facile. Io sì, di solito, alcune volte. Sì, ho cambi di umore di solito. Divento piuttosto malinconica con l'inverno. Perdita di capelli accettabile come risposta. Cioè, io perdo tantissimi capelli e mi si gonfiano le tonsille. Il 30 di giugno si è concluso il progetto di ripristino di un programma vaccinale a favore della comunità rom presente sul territorio del comune di Verona. Grazie alla sinergia tra l'ULSS 20 e l'associazione veronese Medici per la Pace Onlus, sono stati raccolti i dati relativi a 34 famiglie disperse sul territorio, per un totale di 135 persone.
Il capillare lavoro degli operatori ha permesso di avvicinare, sensibilizzare ed informare le famiglie presenti nel territorio comunale sul tema della profilassi vaccinale. Grazie a 102 accompagnamenti è stato permesso alle famiglie di usufruire di un servizio perfettamente modulato in base alle loro esigenze e ai loro stili di vita. Allora abbiamo messo a punto questo metodo per cui viene fissato un appuntamento nel nostro distretto vaccinale, va un operatore a prendere il giorno, li porta in ambulatorio e in questa maniera siamo riusciti a vaccinare non solo i bambini, ma cosa che non avevamo previsto all'inizio di questo esperimento qua, anche i genitori che sono genitori bambini in pratica. Snobby Ship risparmia in Cina. Il fondatore della Griff padovana Stefano Impecora. In Italia non si riesce più a produrre a costi sostenibili, molto meglio espatriare. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.